ma con responsabilità veramente alta, consistente nel chiudere un convegno come questo. Vi sentite? Responsabilità veramente alta nel concludere un convegno come questo, dove hanno parlato le persone che voi tutti avete sentito e che mi hanno preceduto. Ora, il ringraziamento per la Fondazione e per l'autore, in questo caso, nel caso mio, obbligatoriamente va oltre la ritualità, perché l'ottica ovvia con la quale io mi accosto a una lettura come quella che sembra in parte fatto, che ho tentato di fare, è necessariamente un'ottica diversa da quella delle persone che mi hanno preceduto e che hanno quindi parlato prima di me. Nel senso che la magia della parola scritta, che, e ringraziamo di questo Salvatore Cubetti, ha toccato la storia del Partito Sardo, partito rispetto al quale la scrittura materiale, in righe che si dipanano, in parole che seguono l'una all'altra sulla carta scritta, partito, dico, rispetto al quale questo vezzo non è stato a lungo in passato, praticamente, nel senso che la nostra storia è stata in gran parte scritta dagli altri. Salvatore Cubetti immerge me, che ho come lettore un vantaggio e uno svantaggio rispetto a questo libro, cioè quello del non esserci, quello del non aver minimamente partecipato, e quindi dà a persone come me, che dico della mia generazione, qua non abbiamo avuto l'avventura, la fortuna di anche fisicamente aver conosciuto gli uomini, le persone, i protagonisti di questo secondo volume, dà il vantaggio e lo svantaggio insieme di doversi fidare di quello che c'è scritto e quindi di avvicinarsi in un'ottica che è necessariamente per me storica, che è necessariamente diversa da quella di chi, per esempio, apre il volume, magari ansiosamente, per vedere se c'è, se è stato riportato il suo pensiero, e così via. La lettura, quindi, per me, la sacralità della parola scritta sul Partito Sardo, e non subisce, se non in minima parte, l'influenza della conoscenza diretta delle circostanze e dei personaggi. Vi è naturalmente per me un'ottica ulteriore, che è quella del cercare, dell'individuare, dell'utilizzare questo strumento, il libro sul Partito Sardo, il libro con la raccolta delle parole, delle attività, dei documenti, dei protagonisti, in un'ottica, diciamo così, di ricerca della sensibilità giusta, di ricerca della sensibilità giusta da dare alla direzione del Partito Sardo alla luce di una tradizione. Per cui magari perdonate se io ho inesattezze, intanto io avviso, non intendo tediarvi a lungo, sarò molto breve perché vedo l'ora. E quindi dicevo, perdonatemi Michele, Mario Melis, perdonino anche gli storici più bravi di me, io non sono storico, se dirò delle inesattezze, perché io mi accosto a queste vicende con l'ottica che ho cercato di riassumere, di anticipare. Certamente ho però una conoscenza delle cose del partito che derivano dalla mia militanza, che ormai comincia anche a essere lunga e che iniziava proprio in occasione di quello che Mario Melis ha chiamato il risveglio, una militanza di qualche anno antecedente alle elezioni del 79 che riportano il Partito Sardo nel Consiglio regionale, da dove era assente, per fatti anche contingenti, ma comunque nel 79 non vi era alcun sardista nel Consiglio regionale, e che quindi mi consente una serie di paragoni con la mia esperienza e con l'esperienza che leggo. Certo, il libro non è l'unico strumento per accostarsi a questa realtà, non è l'unico strumento per accostarsi a questa storia,
non solo il libro di Salvatore, ce ne sono altri, ma certamente consentitemi questa ottica, no? Dell'essere così, un lettore e non un protagonista. Può darsi, lo dico anche con una modestia estrema, che certo non da protagonista, da attore vi dico le cose di Michele Columbo, ci sia spazio nel terzo volume, nel quarto, nel quinto, non lo so, ma certamente è un fatto che in questo momento mi consente di essere più staccato. E devo dire che la sensazione che io ho della mia esperienza di militanza nel Partito Sardo, non mi riferisco naturalmente solo a questa recentissima, anziana solo di pochi mesi, da dirigente del Partito Sardo, ma da sardista, nella lettura del volume, è una sensazione per certi versi affettuosa, per altri versi frustrante, del già visto e del già accaduto. Ripeto, lo dico con molto affetto e con un piccolo senso di frustrazione. Già, se voi vedete la copertina, e credo che Salvatore abbia individuato esattamente anche uno dei motivi, o della serie di motivi fondamentali, chiamiamole così, una chiave di lettura di questa storia del Partito Sardo in questo dopoguerra. Vedete che già la copertina è una copertina divisa a metà, è una copertina antinomica, e giustamente, io credo non a caso, appaiono in questa analisi, in questo viaggio del Partito Sardo d'azione, cronaca e storia, due delle tante anime: l'anima istituzionale, l'anima di Anselmo Contu, che nobilita con la sua presenza di sardista la prima riunione del Consiglio regionale, in quella sala, ahimè, affrescata con i ritratti dei peggiori massacratori del nostro popolo, ma c'era un sardista che presiedeva, nobilmente presiedeva. E poi nella copertina, vedete, c'è una frattura, c'è un taglio, e c'è Michele Columbo raffigurato nella sua solitaria ma esaltante marcia. Se voi mi consentite questo approccio, la lettura di questo volume, che è la lettura di una storia del nostro partito, è la lettura della storia quindi della Sardegna dopoguerra, è continuamente una storia di temi antinomici che si oppongono in maniera ricorrente e quasi ossessiva in diverse opposizioni di anima, chiamiamole così. E voi ritrovate dappertutto, nel corso della cronaca, nell'alluvionale predisposizione di documenti, l'antinomia governo-opposizione che ha mosso il Partito Sardo, l'antinomia partito-istituzione, partito d'azione che continuamente si è agitata nel Partito Sardo. Per quanto riguarda la scelta contingente elettorale, l'antinomia alleanza-solitudine, che ogni volta ci ha fatto discutere. E sempre, per rientrare nel campo delle idee, per rientrare nel campo dell'ispirazione, quella fra autonomismo e indipendentismo, sulla quale ancora si discute, quella fra addirittura italianismo e sardismo. Nel Partito Sardo d'azione c'è l'anima italianista, fino ad arrivare per esempio anche all'antinomia, alla opposizione d'anima, che può riguardare la concezione stessa del partito, se si ha del partito una concezione di rendita o di sviluppo, relativamente alla volontà di parteciparvi e alla volontà di collocarsi all'interno del panorama politico sardo. Si può cioè vivere di rendita nella propria organizzazione politica, si può vivere di sviluppo. E questo mi sembra sia il senso anche del voluto dare al lavoro, e vi si è riusciti molto bene, io ritengo. Per chiarire, io ritengo che le opposizioni d'anima delle quali ho parlato e che sono presenti come filo rosso che ci aiuta a leggere il volume all'interno, inteso, di una sostanziale coscienza di questo sardismo quasi come fatto endemico della cultura, della politica, della società sarda, non sono quelle nette e rotonde che le parole e il loro contrario esprimono. Mi spiego. Non è che ogni volta si è discusso nel Partito Sardo e si continua a discutere come se esistesse soltanto un'anima governativa in raffronto ad un'anima che vede solo nell'opposizione, o vi sia soltanto un'anima dell'alleanza contro l'anima della solitudine elettorale.
Al di là della semplificazione, tutto è sempre risultato mischiato in un groviglio spesso non facilmente districabile e che solo la lettura attenta ci aiuta a individuare. Proprio leggendo il volume mi pare di poter confermare questo tipo di... Ora, forse che l'appoggio dato da Simon Mossa alla linea di Titino sulla crisi della giunta Dettori risponde alle stesse scelte di campo sulle fondamentali opposizioni d'anima, diciamo, che muovevano i due protagonisti, rispetto all'anima, chiamiamola così, scissionista? Certamente no, perché vi era certamente un mischiare dell'anima italianista, governativista, istituzionalista di Titino, con l'anima sicuramente azionista, indipendentista, del Partito dello Sviluppo, che aveva Simon Mossa, ma che in quel momento si univano rispetto a un qualche cosa che veniva quasi istintivamente, quasi rispetto a una coscienza che è quella sì difficile da spiegare, vista come un pericolo per la sopravvivenza stessa del partito, per la continuazione della sua funzione e del suo ruolo, perché ancora resta aperta, le parole di Mario Melis, perché evidentemente il segno continua a essere forte, resta aperta la questione luciana e noi ancora resta questo dogma del tutto possibile purché non si esca dal partito, tutto possibile purché per prima cosa il partito resti, e questo ha segnato anche l'atteggiamento di chi si accosta e contribuisce alla linea e subisce la linea della varia dirigenza sardista di volta in volta, ma questo è il dogma quasi coranico rispetto al quale si sono modellate le generazioni dei sardisti, forse che era appunto, dicevo, una unità fra anime che correvano nella stessa direzione, certamente no, però certamente questo è accaduto. E altro aspetto dei ricorrenti, delle ricorrenti utilizzazioni delle antinomie d'anima nel mantenere in piedi questo fatto, questa erba terribilmente tenace che è il partito sardo, questo corollario ricorrente delle opposizioni d'anima è per esempio l'accusa di separatista, col punto esclamativo grande, che viene scagliato a scadenze quasi fisse nel momento in cui un'anima oppositiva si schiera. E allora c'è sempre qualcuno che scaglia l'accusa di separatista all'altro all'interno di un sommovimento di anima, perché non necessariamente, ce lo diceva Melis, chi si sentiva scagliare addosso l'accusa di separatista, per esempio Titino Melis lo è, come certamente non lo erano coloro che non seguirono Lusso. E vi sono nella lettura poi complessiva del volume, ma nella coscienza stessa nostra che noi abbiamo relativamente alla nostra militanza nel Partito Sardo, relativamente alla nostra voglia di essere continuatori di una tradizione di questo tipo, gli altri corollari che continuamente ricorrono nella storia del partito quasi nei luoghi comuni dei nostri dibattiti. La questione della terza forza, il fatto se noi siamo o non siamo terza forza. C'è il bell'intervento di Bartolomeo Soggiu riportato lì dove nel volume si parla del 10° congresso, credo sì, nel 51, io non ero nato, forse ero in cantiere al numero in quel momento. La questione della terza forza, ma gli altri argomenti che ci hanno ripetutamente occupato e continuamente ancora ci occupano, le cose che ormai entrano nelle orecchie del militante e del dirigente sardista come se fossero l'antivo, una cosa rispetto alla quale continuamente noi ci ostiniamo, forse ci illudiamo delle risposte, le questioni del cosiddetto rilancio del partito, la cosiddetta questione della organizzazione del partito. Ecco l'altro segretario uscente che ci dice cosa altro mai può travagliare un segretario di un'organizzazione come la nostra. E quindi forse, diciamo, la sensazione dove l'affetto per questa incapacità forse in alcuni momenti di diminuire le anime che ci pervadono e di fare un partito sempre più grande, sempre più organizzato, sempre più bello, sempre più comunicativo, sempre più abbracciato dai giovani, sempre più popolato dagli intellettuali. In attesa che questo avvenga, va raccolto l'invito che, a mio modo di vedere, è il più serio,
che oggi si sente in giro e che non a caso è stato fatto proprio anche dall'amico Michele Colombo, di stabilire adesso insieme con la società sarda che cosa sia il Partito Sardo d'Azione, come questo si deve rapportare di fronte alla società sarda, e di farlo però all'interno di questa ottica che per prima cosa, come un bene supremo da non minimamente mettere in uno scaffale secondario, pretende, non deflette, dichiara che il Partito Sardo deve continuare a esistere forte e come nucleo dell'unica possibilità che ha la Sardegna di svilupparsi, con la coscienza che unisce tutti i sardi e tutti i militanti, che senza Partito Sardo non c'è sviluppo, non c'è progresso per la Sardegna. E quindi io sento in questa mia responsabilità, che non è solo quindi ormai quella solo di chiudere un convegno come questo, ma che è una responsabilità evidentemente proseguire nel bene, nel male, nelle pagine scritte, io sento che la tradizione è così forte che lo stesso riatteggiarsi o rimescolarsi adesso, in questi giorni, delle anime, delle pulsioni sardiste è diventato un aspetto caratteriale, quasi folclorico, se il termine non potesse suonare offensivo, ma non lo è, dell'identità del moderno Partito Sardo d'Azione e quindi della politica sarda. E questo, a mio modo di vedere, una delle responsabilità di un dirigente e di una classe dirigente del Partito Sardo d'Azione. Valutare questo riatteggiarsi o rimescolarsi delle anime e delle pulsioni sardiste al servizio della società sarda. E badate che queste pulsioni, queste antinomie delle quali parlavo, queste lacerazioni non solo da cartolina, si sono riviste anche nell'ultima vicenda elettorale, per esempio, dove i temi storici dell'alleanza e della solitudine del Partito Sardo rispetto all'evento elettorale esterno, dell'autonomismo e dell'indipendentismo, perché è ovvio che la parola federalismo è un ismo che aiuta più a cadere sul lato dell'autonomismo ed è un ramo secondario dell'autonomismo come noi lo intendiamo rispetto all'altro concetto, pure presente in un'anima dibattente della nostra organizzazione, che è quella del cosiddetto indipendentismo. È la stessa questione del governo o opposizione. Pensate un po', il Partito Sardo d'Azione teoricamente è al governo adesso, si dibatte, c'è un'anima del governo e un'anima che non sarà mai al governo del Partito Sardo d'Azione. La stessa concezione del partito come partito di rendita o partito di sviluppo, inserito evidentemente in questa antinomia, questa voglia di andare avanti mantenendoci come siamo, ma di andare avanti dai temi e dai discorsi decisivi. Sì, qualcuno ha cercato di stabilire una linea quando è cambiato il Partito Sardo, il Titino, col 79, con qualcos'altro, però con Simon Mossa, non lo so. Probabilmente, certamente, la questione vera adesso è l'inserimento di peso all'interno di quel bagaglio insieme culturale, ideologico, strutturale che il partito ha, i suoi uomini, i suoi dirigenti hanno sempre vissuto, è la questione dell'identità sarda. È ovvio. Il tema nuovo è la questione dell'identità, che è il cerchio più grande all'interno della quale si mette anche la questione nazionale sarda, che può partire solo dalla questione dell'identità e che anch'essa, sia nella visione recente, sia nella tradizione, è destinata anch'essa a essere, come dire, manipolata all'interno di queste concezioni di binomio che si muovono dentro il Partito Sardo d'Azione, che si muovono però mantenendo uno dei corollari dei quali parlavo, l'attaccamento smisurato al simbolo, l'attaccamento smisurato al dato anche formale, giuridico del simbolo, che consente sempre di esistere, di esserci, di non essere qualcosa di diverso dall'altro, e che infatti con ogni disperata forza il Partito Sardo d'Azione ha cercato di esibire anche in queste ultime elezioni. Per cui è ovvio che con questa identità interna, che pretende, che chiede, che si illude forse in alcuni casi, ma che vuole tentare di interpretare la moderna identità della Sardegna, che io continuo a dire, grazie agli amici che ce l'hanno insegnato, alcuni come Bandino sono qua in quest'aula, è una moderna identità che tiene conto del fatto che essa stessa cambia,
che l'identità della Sardegna non è solo quella della tradizione del folklore, ma dell'identità che noi stessi costruiamo ogni giorno, tanto che la Sardegna è leggermente diversa domani dopo questo convegno rispetto a quella che era ieri, ma siamo sempre sardi che ci opponiamo al Partito Sardo d'Azione e altri che ostinatamente ci vogliono morire dentro, ma siamo sempre parte dell'identità della Sardegna. È quindi inutile e quindi forse velleitario pretendere che questa identità abbia una ricetta, un'unica individuazione, al di là della fede che noi possiamo dargli come militante sardista, al di là della cocciuta voglia di restare. Quindi salto alcune cose che volevo dire che ci affaticherebbero soltanto data l'ora, e quindi diciamo che il problema attuale del Partito Sardo rispetto alla società sarda è proprio quello al quale accennava Michele Colombo. Io ho proprio trascritto: chiederemo di discutere, di dire insieme a noi dove vogliamo andare. E questa, girando, guardando da una parte, guardando dall'altra, la missione del Partito Sardo in questo momento: dare alla Sardegna i migliori uomini e le migliori donne della Sardegna perché si colleghino insieme al Partito Sardo d'Azione al progetto della libertà del nostro popolo, e continuare nell'azione. Sono stato un po' criticato e anche come dire, travisato nelle cose che ho detto all'ultimo nostro Consiglio nazionale, quando appunto accennavo brevemente a questa necessità che il partito esamini la sua doppia anima, che non abbia vergogna di dire che vi è un'anima istituzionale, ma contemporaneamente non abbia istituzionalista, ma che contemporaneamente non abbia nemmeno vergogna di ricordarsi che vi è un'anima azionista. Ed in questo va valutato cos'è l'azione adesso. Quando il partito sardo nasceva e tendeva a chiamarsi d'azione, non era forse altro che richiamarsi a un'origine quasi rivoluzionaria. Cos'è l'azione adesso degli anni 90? E questo è uno dei temi che dobbiamo dare alla società sarda, ma non chiedere che la società sarda con noi lo discuta. A questa società televisiva degli anni 90 e degli anni 2000, perché fra le varie ipotesi cos'è l'azione? Forse ripetere la marcia di Michele, che in questo fine secolo probabilmente avrebbe successo solo se fosse accompagnata dalla televisione a ogni passo, tu avessi uno sponsor possibilmente americano e tu fossi abbinato a un concorso a premi. Allora in questo caso la tua marcia avrebbe sicuramente una visibilità, come dire, azionista, che altrimenti passerebbe oggi inosservata. E salire sulle ciminiere e annullarsi nel volontariato, probabilmente anche, ma non solo questo. Forse è decidere di non pagare le tasse allo Stato italiano, potrebbe essere un elemento di azionismo. Forse è aiutare i parenti di un ostaggio a pagare un riscatto in questo momento. Io ricordo la richiesta forte dei nostri padri fondatori della nostra autonomia, che chiedevano il diritto di poter sospendere una legge palesemente dannosa per l'isola, no? Era una delle loro richieste, la possibilità di sospendere una legge palesemente dannosa. Avremmo sospeso una legge palesemente dannosa, avremmo qualche sardo vivo in più forse. O è forse azionismo quello che sta facendo la Fondazione Sardegna? Anche, certamente, in questo ceppo antico c'è necessità di azionismo, c'è necessità di individuazione delle forme attraverso il quale questo azionismo deve esprimersi. È il grande campo della battaglia insieme culturale e politica, nel quale campo noi non possiamo essere assenti, non vogliamo essere assenti, non lo siamo mai stati. Adesso c'è la questione grossa in Italia del federalismo. Io ultimamente ho detto che la Sardegna ha bisogno di un federalismo senza aggettivi, perché a furia di chiamarlo solidale, a furia di chiamarlo fiscale, a furia di chiamarlo non so come, eccetera, si perde quel concetto vero sotto il federalismo, cioè una forma di Stato, una forma che da centralista, comunque anche se regionalista, diventa altro, e cioè diventa federale. Questa è la nostra battaglia adesso. E questa nostra battaglia continuiamo a farla noi con i nostri unici strumenti e possibilmente poi sacramentando contro l'intero popolo sardo, perché il giorno dopo delle elezioni questi strumenti si sono rivelati inadeguati, incompresi e così via. Certo, noi abbiamo questo obbligo, questo dovere, è nel nostro DNA, nella nostra costituzione fisica, il fatto che in questo momento noi siamo gli unici
sinceri protagonisti del federalismo senza aggettivi, ma la società sarda, quella società alla quale noi chiediamo di esserci, quella società che in 3 mesi ha premiato un partito nato appunto 3 mesi prima con la televisione. Ci segue, non ci segue, dov'è? Per questo questa mia proposta, che in parte viene riscontrata, in parte evidentemente non è stata così intelligentemente proposta come forse meritava, di una sede dove discutere di queste cose, di una sede, di un qualche cosa che io così mi sono azzardato a chiamare, o meglio a proporre di chiamare, perché non voglio che anche soltanto sul nome si blocchi lo sviluppo dell'idea, di un congresso permanente del popolo sardo, perché il Consiglio regionale non basta più, perché il Consiglio regionale, del quale noi non possiamo certamente chiedere eliminazioni o altro, è lì, è una nostra battaglia storica, è un gatto rispetto al leone che sognavamo, ma c'è, è la nostra autonomia, e ha compiti che noi non gli vogliamo sottrarre, ma non basta più. Occorre una sede nella società, occorre una sede nella cultura, occorre una sede nell'azione. Io propongo che questo avvenga in una sede diversa, non antinomica, con la pazienza delle lotte del popolo sardo, ma che si cominci a discutere, si cominci a individuare un processo, anche un luogo fisico, che passando dalla strada un padre possa indicare al figlio per dirgli: vedi, là i sardi stanno discutendo del loro futuro, stanno discutendo della loro libertà, in pace e in democrazia. Questo è un elemento di proposta in questo momento alla società sarda, che però deve essere un elemento convincente, che deve derivare dalle nostre forze, dalla nostra capacità di dire ai sardi non dove vogliamo andare noi, perché noi siamo liberi di ipotizzare qualunque uscita, o meglio non soltanto dire dove vogliamo andare noi, perché noi siamo liberi di ipotizzare qualunque uscita associativa nostra interna, dove vogliamo, con intelligenza e con proposte condivise. Ma finiscimi! Ma vattene per cortesia, hai già disturbato 2 volte. Da 66 Ma vattene per cortesia. Stai zitto, per favore. Maleducato anche. Una persona educata e civile. Potrei fare. E quindi amici, e avevo anche finito, e quindi amici, è ovvio che non basta più la ricetta, occorre un processo che in pace e democrazia, senza la rinuncia a quello che ognuno è e senza certamente la rinuncia da parte nostra a quello che è il Partito Sardo, nella maniera forse un po' confusa, ma certamente molto sincera, ho cercato di dire, rappresenta per noi e per la storia della Sardegna, la storia della libertà della Sardegna. Grazie.